ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce vita che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte
Carissimi, pace nel Signore, buongiorno. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Oggi abbiamo avuto alcuni problemi tecnici e purtroppo abbiamo iniziato un po', tardi, ma vorrei ringraziare Dio per questa opportunità. Vorrei dare benvenuti a tutti che sono con noi in questa diretta. Che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia, in nome di Gesù. Questa è la preghiera del mattino e noi siamo la Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria Italiana e siamo qui stamattina per adorare e benedire il nome di Gesù. Io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi stamattina per dare molta gloria a Dio. Tu hai dato già gloria a Dio? Davide ha detto su Salmo 103: benedice, o anima mia, al Signore, e tutto ciò che ha in me benedica il suo santo nome. Alleluia. Quindi io ho molti motivi per dare gloria a Dio, per ringraziare Dio per questa opportunità, per la gioia di servirlo, di essere nella sua presenza, perché Paolo ha detto ai Romani che eravamo ancora peccatori quando Cristo è morto per noi. Allora io, fratelli, non ho come contraccambiare questo amore, questo sacrificio che ha fatto il Signore per noi, per me in speciale, perché so da dove Dio mi ha tolto. Davide ha detto su Salmo 40 che ho aspettato pazientemente nel Signore e Lui mi ha tolto, mi ha tirato fuori di un pozzo di fango e mi ha messo su una roccia, ha messo diritti i miei passi, ha raddrizzato la mia strada. Fratelli, Davide sapeva cosa Dio aveva fatto nella sua vita. Anch'io so cosa Dio ha fatto per me. Io sono riconoscente e grato per la grazia e bontà del Signore, perché veramente Lui è fedele e grande. Che Dio ti benedica. La parola di oggi è: tu sei in una fila. A volte l'attesa di questa fila ci fa disperare, perché la pazienza non è ciò che il mondo ci insegna, che la pazienza è una cosa che noi dobbiamo avere perché ci vuole. No, la pazienza, la Bibbia parla che è il frutto dello Spirito Santo. Tutti noi siamo ansiosi, viviamo in un mondo di ansietà, di disturbi, un mondo dove le persone vogliono le cose immediatamente e quindi l'attesa nessuno piace. Aspettare è difficile. Io dico per me, aspettare è difficile, ma ricordatevi che noi siamo su questa via e siamo in una fila. E il Signore in questa fila ci ha messo e noi dobbiamo aspettare. E molte volte noi perdiamo l'opportunità perché usciamo dalla fila. Un'esperienza che vorrei condividere con voi stamattina. Noi eravamo sulla strada e c'era una coda, un rallentamento, e eravamo su quella fila di macchine, ma c'era accanto un'altra fila.
e a volte quella fila accanto andava più veloce e quindi mi veniva l'impressione che quella fila stava andando più veloce di quella mia. E mi veniva la voglia di uscire di quella fila e entrare in quell'altra fila, perché volevo uscire di quella situazione, volevo uscire di quello traffico. Allora ho preso quell'altra fila, sono uscito di quella fila, io ho preso quell'altra fila, però mi sono reso conto di quella macchina che era davanti a me. Quando sono entrato in quell'altra fila, cosa succede? Ho visto che quella macchina che era davanti a me mi supera e vai, e non l'ho vista più. Ma ai miei occhi l'impressione era che quella fila stava andando più veloce, ma era uno sbaglio, era un'impressione mia. Se io fossi rimasto in quella fila dove ero prima, avevo fatto nel tempo e veloce, o meglio, nel tempo, veloce non perché era un rallentamento. Molte volte siamo attratti, molte volte noi siamo seduti da un'altra parte per uscire del nostro posto. Ma questa mattina vorrei darti un consiglio. Cresci dove Dio ti ha piantato. Fiorisce dove Dio ti ha piantato. Fruttifica dove Dio ti ha piantato. Sia una benedizione dove Dio ti ha piantato. Alleluia! Stamattina il Signore ci rinforza dicendo: guarda, non è dove tu vuoi né come tu vuoi, ma è come voglio io. E la volontà di Dio è buona, perfetta e gradevole. Alleluia! Preghiamo, fratelli, che oggi non abbiamo tanto tempo. Vorrei mandare un abbraccio forte ai miei fratelli delle basi missionarie in Italia, carissimi nel Signore. Io sono in preghiera per tutti voi ogni giorno. Vorrei ringraziare Dio per la vita dei miei fratelli delle basi missionarie, nostri amici missionari che sono responsabili per l'opera del Signore in ogni settore ecclesiastico. Che Dio benedica missionario Marco Lillo, che Dio benedica la missionaria Denisa, sua moglie, che Dio benedica il missionario Giovanni, la missionaria Dariana, che Dio benedica la missionaria Jamili, Carminha, Dio benedica la missionaria Mirella. Vorrei anche fare una richiesta di preghiera speciale oggi per la missionaria Mirella, che oggi suo marito farà un intervento in Svezia, quindi loro sono in Svezia, la missionaria Mirella fa la missione lì e vorrei chiedervi preghiera per la nostra missionaria, che il Signore possa essere con suo marito in quell'intervento. Amen? Quindi un abbraccio grande a tutti i nostri missionari, fratelli delle basi missionarie. Se tu ancora non conosci la nostra missione, noi siamo le chiese evangeliche Assemblee di Dio Arca Missionaria Italiane. Quindi noi siamo un gruppo di chiese, siamo 5 chiese in Toscana e nel Veneto per ora. E siamo questo gruppo di evangelizzazione, perché evangelizzazione è la nostra priorità. Alleluia! È la tua priorità perché è la priorità di Dio. Allora, se tu non conosci ancora queste basi missionarie, tu puoi vedere su Instagram.
abbiamo Ceadamit, settore 01, Ceadamit, settore 02 e Ceadamit, settore 03. Allora, cercate, seguite il profilo e lasciate il vostro mi piace, ok? Che Dio benedica tutti i nostri carissimi fratelli missionari. Abbiamo anche un canale dove tu puoi mandare la tua testimonianza, la tua richiesta di preghiera, un suggerimento. Allora c'è questo canale dove noi ci contattiamo. Tu puoi mandare ogni cosa in questo canale e così noi considereremo quello che ci manderai, sia la testimonianza, sia una richiesta di preghiera, sia un suggerimento. Preghiamo, fratelli, per il nostro, per ogni necessità, per il nostro quaderno di preghiera, perché ogni preghiera verrà scritta in questo quaderno e noi considereremo questo quaderno presentando al Signore. Dio benedica tutti i nostri fratelli. Vorrei mandare anche un abbraccio ai fratelli di Spagna. Un abbraccio al fratello Marco di Spagna, che Dio benedica, nostro fratello. Un abbraccio grande a te, caro. Vorrei anche ringraziare tutti i fratelli che sostengono l'opera missionaria, l'evangelizzazione. Che Dio benedica sia te nelle basi missionarie, che fa la tua contribuzione, che porta il tuo contributo. Dio ti benedica abbondantemente. Che Dio benedica i nostri cari fratelli, amici che offrono, contribuiscono in questa missione. Un abbraccio grande anche ai nostri amici del progetto Non Sei Solo, che aiutano, sostengono questa opera del progetto Non Sei Solo, sia la classe di italiano, sia la distribuzione del pacco alimentare, sia la mensa. Grazie di cuore e preparatevi, perché stiamo arrivando con un nuovo progetto, non un nuovo progetto, ma una nuova, come posso dire, un braccio in più di questo progetto, che è il laboratorio. Avevamo già questo laboratorio di pirografia prima, però sistemeremo lì a Scandici, avremo a Scandici questo laboratorio dove noi con la missionaria Lia opereremo non solo con la pirografia e altre cose, ma con la porcellana. Quindi pregate per questo progetto. Speriamo di vedere molte donne lì partecipando. È sempre il progetto Non Sei Solo, perché noi non vogliamo dare un nome a questo, a quella. È sempre il progetto Non Sei Solo, che ha come l'obiettivo essere vicino delle persone, sia nel bisogno materiale, nel bisogno emozionale, nel loro bisogno. Amen? Gloria a Dio. Quindi grazie a te che sostieni quest'opera. Dio ti benedica, faccia abbondare la tua vita e non ti manchi mai il pane quotidiano, né a te né alla tua discendenza. Preghiamo, cari miei, in nome di Gesù preghiamo, perché il Signore è grande. Vi invito per partecipare della conferenza missionaria 2024. Rinforzo. Vorrei invitarvi a partecipare della conferenza missionaria 2024, CM 2024, con il tema Vivendo il tempo di restaurazione. Fratelli, preparatevi, organizzatevi, venite, perché Dio sta preparando un periodo, un programma speciale per noi. Il tavolo è posto, il Signore ci servirà di un banchetto spirituale magnifico che nutrirà la nostra anima, che risveglierà ognuno di noi, che rinforzerà la nostra fede, e tu non puoi rimanere fuori di questo programma. Anzi, organizzati per venire e non mancare. Sarà una benedizione per la gloria del nome del Signore. Questo tema parla molto forte ai nostri cuori
e certamente il Signore si utilizzerà dei suoi servi per portarci la parola potente e per portarci alla presenza del Signore con grazia, con risveglio, con un cuore pieno, è questo che vogliamo. Per uscire di questa conferenza come Salmo 126, noi verremo piangendo, portando i semi, ma torneremo sorridendo, portando con noi i covoni. Questa conferenza 2024 sarà una benedizione per la gloria di Dio. Siamo tutti in preghiera, noi missionari, fratelli delle Sheadamit, siamo in preghiera per questo momento. Io non dirò un evento, io dirò un momento, un incontro, un programma speciale. Quindi pregate e venite, organizzatevi perché sarà veramente una benedizione. Fratelli di Pisa, di Montiscerboli, fratelli di Legnago, di Scandisci, di Firenze, saremo tutti insieme. Il luogo è via di San Giusto 2 Firenze, presso la base missionaria di Scandicci. L'indirizzo è via di San Giusto 2 Firenze, vicino all'ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, e questa base è la base di Scandicci, la nostra base missionaria di Scandicci. Quindi preparatevi, venite per vivere questo programma speciale che Dio ci sta preparando. Io prego che Dio possa battezzare in lingue, nello Spirito Santo, che il Signore possa distribuire i suoi doni, che il Signore possa rinforzare il suo popolo e che il Signore possa alzare questo esercito per marciare proclamando le buone notizie di salvezza. Gloria a Dio, preghiamo in nome di Gesù. Padre, siamo qua stamattina con un cuore pieno di gioia, Signore, perché siamo qua nella Tua presenza. Tu sei grande. Grazie, Signore, perché abbiamo questa ricca opportunità di poter stare insieme tramite questa diretta, partecipando di questa preghiera mattinale, dove noi ci troviamo in comunione in un solo spirito, Signore, in una sola mente, con un solo cuore. Ti prego, Signore, stamattina di perdonarci, perdona i nostri peccati, i nostri errori, i nostri sbagli, perdona la nostra poca fede, perdona, Signore, quando tante volte noi non ti gradiamo per mancanza di fede, Signore. Non ti gradiamo per mancanza di coraggio, ma vorrei, Signore, stamattina presentarmi in prima persona, ma pure presentare questi miei fratelli che si radunano stamattina con me per innalzare una preghiera a te, sapendo che tu, Signore, sei il Signore che ascolta, tu sei Shimael, il Dio che ascolta. Tu ascolti le nostre preghiere, Signore, perché la tua parola dice che tu non hai le orecchie tappate che non possa ascoltare. Tu sei un Dio vivente e così, Signore, sono sicuro che tu stai ascoltando la nostra preghiera. Non so se la considererai, perché davanti a te siamo peccatori, siamo niente. Davanti a te non abbiamo nessun diritto, ma preghiamo per tuo figlio, preghiamo in nome del tuo figlio Gesù, nostro Signore, e ti chiediamo misericordia per i nostri falli, perché tu possa considerare le parole che escono dalla nostra bocca stamattina, ma soprattutto l'intenzione dei nostri cuori, perché nessuno può nascondersi, Signore, nessuno può nascondersi. Tutto davanti a te, Signore, è visibile e trasparente. Nessuno può nascondersi e dire io non so, io non riesco, perché noi veramente sappiamo ciò che possiamo, sappiamo ciò che facciamo, sappiamo ciò che riusciamo e quindi nessuno può dire io non so dire, perché sappiamo, Signore. Sappiamo bene cosa c'è dentro di noi, sappiamo bene chi siamo e vogliamo presentarci come siamo, ma pregando che tu, Signore, usi di misericordia verso di noi stamattina, perché questo nostro io
non impedisca la preghiera che facciamo stamattina. Ti prego, Signore, di cominciare da me quest'opera di restaurazione, perché il mio cuore non si raffreddi, Signore, perché il mio cuore non venga meno nella tua presenza, ma anzi che il mio cuore possa ardere, Signore, nella tua presenza. Questo cuore di carne, questo cuore umano, ma è possibile avere un cuore che arde nella tua presenza, Signore. È possibile se lo Spirito Santo abita in questo cuore. E grazie perché ho la certezza che lo Spirito Santo abita in me. Ho ricevuto quando avevo 13 anni e quando ho creduto con il mio cuore, ho confessato con la mia bocca, ho ricevuto il sigillo, lo Spirito Santo che mi ha sigillato per il giorno del Signore. Alleluia! Gloria! Che grazia, Signore, quando mi ricordo della mia salvezza, del giorno che ho confessato te, che mi sono consegnato completamente a te, che ho detto, Signore, scrive il mio nome nel libro della vita, perdona i miei peccati, salva la mia anima. Signore, io credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, credo nella Santissima Trinità. Credo che tu sei morto e risorto e credo che tu tornerai per rapire, per portare la tua Chiesa con te. Io credo che sono corpo di Cristo, che Lui è il capo di questo corpo. Io credo che Lui è il Signore e Salvatore della mia anima. Io credo che il Signore regge la mia vita. Io credo che il Signore è il padrono della vita. Io credo nella potenza dello Spirito Santo. Io credo nell'attualità dei doni dello Spirito Santo e voglio vivere questa attualità, Signore. Riempimi di potenza, fammi ardere come quel cespuglio che ardeva e non si consumava, farmi ardere, Signore, come quel cespuglio che Mosè vedeva nel deserto, che siamo noi quel cespuglio, Signore, ardente. Alleluia! Gloria! Oh, alleluia! Grazie, Signore, perché tu sei con noi. Rinforza questi miei fratelli, incoraggia questa Chiesa, Signore, non la Chiesa denominazionale, ma la Chiesa universale. Ovunque c'è un credente, ovunque sarà un credente, Signore, un cristiano, perché credente anche Satana è. Ovunque avrà un cristiano che questa fiamma, Signore, lo coinvolga, che lui possa ardere potentemente nella tua presenza. Signore, chi salirà sul monte di Dio e chi si presenterà davanti a Lui, se non coloro che hanno il cuore purificati nel sangue dell'agnello di Dio. Oh Gesù, tu sei l'agnello di Dio che hai tolto il peccato del mondo e chi crede in te sarà salvato. Grazie, Signore, di tutti i miei fratelli, dei missionari. Oh Gesù, grazie di questi uomini, donne coraggiose che hanno abbandonato tutto per servirti e hanno un compito molto difficile da svolgere, che tu possa rinforzare quest'uomo di Dio, questa donna di Dio. Ti prego per i pastori, per le chiese, Signore, in nome di Gesù proteggi la mente di questi uomini, perché non veniamo corrotti da questo mondo, ma che possiamo restare saldi nella completezza della tua grazia, perché vale più, Signore, un giorno nella tua presenza di che 1000 fuori, altrove. Oh Signore, che io possa vivere per te. Io consegno tutti i giorni a te, Signore, tutta la mia giovinezza, io consegno il mio futuro a te, Signore, io consegno la mia salute a te, il mio corpo giovane che posso spendere per te, Signore, che sia per la gloria del tuo nome il mio respirare, i battiti del mio cuore,
i miei organi che funzionano, il sangue che corre sulla mia vena, che sia per la tua gloria, che io respiri per la tua gloria, che tutto che tu consegni a me sia per la tua gloria, che tutti gli acquisti che faremo e che abbiamo fatto siano per la tua gloria. Benedice, anima mia, il Signore, tutto ciò che hai in me, benedica il suo santo nome. Oh Padre Santo, ti prego per i miei fratelli che si trovano malati, Signore, che giacciono su un letto di ospedale o a casa. Ti prego per quelli che si trovano con quella malattia irreversibile, incurabile. Signore, questa è la diagnosi dell'ospedale, del medico, ma la tua non è questa. Tu hai la parola di vita. E dove andremo noi se soltanto tu hai le parole di vita eterna? Quindi, Signore, credo che tu puoi dare una parola oggi e questa diabetes sparire. Io credo che tu puoi dare una parola e questo dolore nella schiena può sparire. Io credo che tu puoi dare una parola oggi e questa cellula cancerigena sparire. In nome di Gesù, malattie, patologie, infermità, in nome di Gesù nostro Signore, noi vi sgridiamo, diciamo andate via in nome di Gesù e che questo corpo sia santo, sano, in nome di Gesù. Padre, ti prego, aiutaci in ogni cosa. Questa conferenza sia veramente straordinaria nella tua presenza. Che noi diminuiamo e che tu sia il protagonista, l'evidenza, la stella, che tu sia il principale, che tutti parlino nel tuo nome e che siano usati da te, Signore Gesù. Ti prego. Continua con noi, aiutaci a continuare facendo quest'opera che ci hai fidato. Siamo una gocciolina in questo oceano, ma usaci, Signore, usaci. Ti prego per le città, per Pomaranci, per Pisa. Ti prego, Signore, per Firenze. Ti prego per Legnago. Ti prego, Signore, per Scandici. E ti prego per altre 1023 città che non hanno ancora la Chiesa e non hanno ancora un pastore, un missionario. Gesù, ti prego per il Vivaio Missionario, questo progetto che è la scuola biblica Vivaio Missionario. Io ti prego, Signore, che tu possa aiutarci a inserire questa scuola biblica nelle basi, ma anche che il corso di formazione per i nuovi missionari. Quest'anno noi, Signore, abbiamo l'obiettivo di avere 10 nuovi missionari. Sono 10 anni della missione e vorrei chiederti questo regalo, che tu possa darci 10 nuovi missionari. In nome di Gesù, Padre. Ti prego per i miei fratelli che si trovano deboli nella fede. Oh, alleluia. Signore, la tua parola dice che Paolo si lamentò, era con il cuore rotto, quando ha parlato di Dema e ha detto: Dema, che ha lasciato tutto perché ha amato il presente secolo. Ti prego, Signore, per questi miei fratelli, che loro possano trovare te. Restaura la vita di questo mio fratello, di questa mia sorella. Oh Signore, togli questa persona di questa crisi spirituale. Aiutala in ogni cosa, Signore. In nome di Gesù nostro Signore ti prego, Padre. Amen e amen. Alleluia. Che Dio vi benedica, cari miei. Leggiamo il salmo di questa mattina. Per finire, lasciate il vostro mi piace, condividete questa diretta con altri fratelli e in nome di Gesù saremo insieme martedì. Se Gesù non tornerà, martedì saremo insieme con la preghiera del mattino alle 8, ok? Ma la mia speranza è che Gesù torni oggi, adesso. Salmo 17.
Oh Signore, ascolta la giustizia, attendi al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia orazione, che io ti fo senza labbra di frode. Proceda il mio giudizio dalla tua presenza. Gli occhi tuoi vegano le diritture. Tu hai provato il mio cuore, tu hai visitato di notte. Tu mi hai messo al cimento e non hai trovato nulla. La mia bocca non trapassa il mio pensiero. Nelle opere degli uomini, per la parola della tue labbra, io mi sono guardato dalle vie dei violenti. Sostieni i miei passi nei tuoi sentieri, acciò che i miei piedi non vacillino. Io ti invoco, oh Dio, perciò che tu mi esaudisci. Inchina a me il tuo orecchio, ascolta le mie preghiere. Dimostra maravigliose le tue benignità, o tu che con la tua destra salvi quelli che si confidano in te, da quelli che si levano contro a loro. Guardami come la pupilla dell'occhio, nascondimi sotto l'ombra delle tue ali. Dinanzi agli empi che mi disertano e dinanzi ai miei mortali nemici che mi circondano. Sono tutti massicci di grasso, parlano altieramente con la loro bocca. Ora ci intorniano seguitandoci alla traccia, mirano con gli occhi per atterrarci. Somigliano un leone che brama di lacerare e un leoncello che dimora in nascondimenti. Levati, oh Signore, va loro incontro per affrontarli, abbattili, riscuoti l'anima mia dall'empio con la tua spada. Oh Signore, riscuotila con la tua mano dagli uomini del mondo, la cui parte è in questa vita e il cui ventre tu empi delle tue conserve, onde i loro figlioli sono saziati e lasciano il loro rimanente a loro piccoli fanciulli. Quante a me, per giustizia, vedrò la tua faccia. Io sarò saziato della tua sembianza quando io mi risveglierò. Alleluia. Alleluia. Quanto a me, per giustizia vedrò la tua faccia. E lo Spirito Santo convincerà l'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio. È per questa giustizia che vedremo la tua faccia, Signore. Io sarò, ripetete stamattina, fratelli, io sarò saziato della tua sembianza quando io mi risveglierò. Saremo risvegliati, dormiremo nella morte, ma saremo risvegliati per la vita eterna e vedremo il Signore faccia a faccia come Lui è. Oh, alleluia! Rinforza il tuo cuore in questa speranza, fratelli miei, perché il Signore è vicino e il suo giorno è vicino. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona giornata nella presenza del Signore. Un abbraccio, lasciate il vostro mi piace. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero
ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono, il mio scudo protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce visione, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor, grandiosa grazia.